Alla Foral di Quinto Vicentino sarà un Natale mesto. Sulla testa di oltre 200 dipendenti della sede vicentina pende la chiusura dell'azienda e la scure dei licenziamenti. E già il fondo Maiola Group del Qatar, che nel 2014 comprò l'azienda, avrebbe dato il ben servito ai lavoratori della mensa e delle pulizie. E l'azienda, l'unica cosa che ha dichiarato certa è di tenersi il marchio, con una decina di dipendenti. Il problema è che forse è inspiegabile un'azienda che abbia messo tanta liquidità, tanti soldi per appianare il debito, ma in realtà non abbia mai fatto un piano industriale concreto per rilanciare questa azienda. La parola chiave è rilancio. Per farlo la Regione Veneto al tavolo di crisi ha chiamato in causa gli stessi industriali vicentini e i sindacati sul tema incalzano. In questa partita entra in campo anche in maniera puntuale anche Confindustria, se è intenzione quella di giocare una partita, e dovrà giocare anche una partita, anche trovando una compagine, una cordata che possa farsi carico dell'azienda oppure costruire insieme a noi una prospettiva futura. Un appello agli industriali in questa fase ci voglia. Dove siete? Battete un colpo? Siete solo associazione di servizio o avete anche l'intenzione di esercitare un ruolo politico di indirizzo del territorio? Intanto a portare la solidarietà ai lavoratori in azienda è arrivato anche il presidente della provincia Francesco Rucco, che rilancia l'appello. È un appello che condivido perché abbiamo nostre aziende in crisi in generale. In questo momento però un gruppo importante così non può far lasciare andare questa azienda, questo marchio importante, quello della Palzileri, e quindi anche imprenditori del territorio possono intervenire a sostegno e subentrare magari a posto di chi vuole abbandonare.